Il giorno prima dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre il sindaco di Chioggia aveva chiesto ai commissari del Mose di alzare le paratie, ma la sua allerta non è stata presa in considerazione. Tra gli edifici colpiti dall'acqua alta di un mese fa anche l'edificio del 1500 che ospita la scuola dalmata, si mobilita la solidarietà delle guide turistiche di Save Venice. Regione è pronta a stanziare 1 milione di euro per i restauri alla Basilica di San Marco. Lo stesso Consiglio aveva interrotto la seduta a causa dell'acqua alta. 500 dipendenti di Ca' Foscari minacciano di incrociare le braccia e chiudere di fatto l'Ateneo se non saranno ascoltati dal Rettore, motivo del contendere 3 giorni di chiusura forzata. L'odissea del tassista veneziano che nei giorni dell'acqua eccezionale si è ritrovato il taxi parcheggiato in Calle delle Razze, tanti danni dici e ci sono ancora lavori di riparazione da effettuare. Studente universitario di San Donà di Piave trovato morto nell'appartamento che condivideva con altri studenti a Padova, trovati una siringa e alcuni involucri che si sospetta contenessero droga. Natale e Capodanno alle porte, già stabilite le misure di sicurezza da predisporre nel territorio, specie su Venezia sempre più blindata anche in vista di San Silvestro, dove è previsto un flusso eccezionale di turisti. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano torniamo a occuparci, lo avete sentito, con un'ampia pagina dei danni causati dall'acqua alta del 12 novembre scorso. Emergono nuovi clamorosi particolari sulla vicenda con il sindaco di Chioggia che il giorno prima aveva chiesto ai commissari del Mose di alzare le paratie, ma la sua allerta non è stata presa, dice, nella dovuta considerazione. È davvero clamoroso quanto continua a sostenere uno degli ex progettisti del ciclopico Mose, l'ingegnere idraulico Giovanni Cecconi. A suo avviso le paratie non soltanto potevano essere attivate la famosa e triste notte del 12 novembre scorso. Il Mose non è un'opera vecchia, è basato sul principio di Archimede, che è un principio che non invecchia. Ma attenzione, si era prodigato in tal senso il sindaco di Chioggia che l'11, cioè la sera prima del disastro, aveva chiamato allertandoli i commissari del Consorzio Venezia Nuova, chiedendo e supplicando che le paratie di Venezia venissero alzate, mettendoli al corrente del rischio cui sarebbero andati incontro tutti se si fosse agito diversamente, cioè non facendo nulla. La conferma arriva dallo stesso primo cittadino. Un giorno in anticipo avevo già ricevuto l'allerta meteo e quindi la previsione dell'acqua alta. E quindi mi sono attaccato al telefono e ho cominciato a chiamare i commissari per chiedergli se era possibile anzi gli ho detto alziamolo, perché sapevo che già l'avevano provato e testato e già si era sollevato. E quindi mi chiedevo di fare il test veramente sul campo. Sindaco che si è sentito rispondere picche perché mancava il personale. Mi era stato detto che avevano a disposizione solo una squadra. Inutile le rimostranze del sindaco anche nel dimostrarsi disponibile sia nel cercare gli uomini anche della protezione civile, sia nel creare una urgente cabina di regia per coordinare le operazioni. Io ho detto ci mettiamo tutti. Io ho detto io mi faccio carico di chiamare il comandante della capitaneria, di chiamare l'autorità di sistema portuale, il prefetto, tutti quelli che servono e ci coordiniamo tra di noi e facciamo questa prova, questa verifica direttamente sul campo. E quindi il fatto che non è stato collaudato l'opera, il fatto che mancava il personale, non hanno ritenuto opportuno alzarlo. Insomma, forse i disastri dell'acqua granda potevano essere evitati se ci fosse stata maggiore intraprendenza. È mancato un po' di coraggio. E tra gli edifici colpiti dall'acqua alta del 12 novembre anche il Palazzo del 1500 che ospita la scuola dalmata, ma non è mancata la solidarietà. Eretta nel sestiere di Castello all'inizio del 1500, la scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone è un po' fuori dai grandi flussi turistici che attraversano la città.
Ma oltre a testimoniare la lunga storia di relazioni strettissime che legano Venezia e la Dalmazia, custodisce diversi tesori, tra cui un notevole ciclo pittorico del Carpaccio. L'eccezionale acquatta del 12 novembre ha colpito anche qui. E noi abbiamo avuto circa 40 centimetri di acqua all'interno, praticamente tutte le parti lignee hanno dovuto essere pulite e con l'acqua dolce, e adesso stiamo predisponendo di trattamenti per togliere la salinità. Abbiamo avuto tutto il pavimento della sacrestia e della cancelleria sollevato e mosso perché il listone di larice, quindi si è completamente mosso. Come spesso avviene a Venezia, anche per la scuola dalmata si è immediatamente avviata una gara di solidarietà. Sabato e domenica mattina si sono mobilitate le guide turistiche veneziane. Abbiamo organizzato delle visite guidate gratuite che noi offriamo gratuitamente, ma in cui chi viene è richiesto di lasciare un contributo per appunto le difficoltà e l'impegno economico che deve sostenere la scuola in questo momento. All'interno poi prosegue l'attività di restauro finanziata da Save Venice, l'associazione no profit americana che dall'Acqua Granda del 1966 è impegnata nel salvataggio del patrimonio storico e artistico di Venezia. Abbiamo iniziato con il ciclo di Carpaccio, dei quadri della scuola, e il primo quadro adesso è un restauro. E poi quando c'era l'acqua alta invece abbiamo un po' cambiato il nostro impegno di anche aiutare con i danni quella scuola, sui pavimenti, sui banchi e dei danni sulla facciata. Siete impegnati anche in altri luoghi di Venezia in questo periodo? Sì, avevamo già i cantieri prima dell'acqua alta a Torcello sui mosaici, la chiesa di San Sebastiano, l'assunta di Tiziano ai Frari e poi con l'acqua alta abbiamo aggiunto altri impegni. E il Consiglio regionale del Veneto la prossima settimana approverà un contributo di 1 milione di euro invece per i restauri alla Basilica di San Marco. Per quello che sono stati i danni credo sia simbolico quello che approveremo la settimana prossima, cioè 1 milione di euro per San Marco. Questo credo sia simbolico. Dopodiché il Mose è un'opera di interesse nazionale, quindi la Regione non c'entra se non per il fatto di vigilare e sperare che i lavori alla fine diano i risultati che ci aspettiamo. Un contributo a quello in arrivo del Consiglio regionale del Veneto, presieduto da Roberto Ciambetti, che ha un forte significato, anche simbolico, di vicinanza alla città. Lo ha annunciato, a margine della visita di Giorgia Meloni a Venezia, Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale, insieme a Bruno Pigozzo del Partito Democratico. E un finanziamento a cui ha fatto riferimento anche il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, nella conferenza stampa di riepilogo dei danni. Dopo Meloni, anche Giorgetti lancia un suo invito molto chiaro. Venezia è bella, va visitato, non bisogna disdire le prenotazioni perché c'è un'economia che funziona ed è un buon modo, al di là dei contributi e degli aiuti ai commercianti, non c'è niente di meglio che venire a visitarla. E dopo la conta dei danni provocati dall'alta marea, il proto della Basilica, l'architetto Piana, detta i tempi sullo stato dei progetti elaborati dalla Procuratoria per cercare di tutelare la Basilica dall'acqua alta. Dopo la conta dei danni subiti dalla Basilica di San Marco, che ha bisogno di restauri urgenti per circa 4 milioni di euro, l'attenzione si sposta sui tempi di attuazione dei progetti annunciati a difesa della Basilica Marciana. Sulla tabella di marcia degli interventi risponde il proto della Basilica, architetto Mario Piana. L'intervento di difesa fra canale Rio della Canonica e la zona absidale della Basilica credo che a fine gennaio sia compiuto. È un progetto ormai già esecutivo che verrà presentato per autorizzazione all'ufficio di tutela e poi verrà realizzato non appena ci sarà l'autorizzazione formale. Quanto tempo ci vorrà circa dall'autorizzazione in poi? Ma non è ancora chiarissimo, tra gli 8 mesi e un anno per realizzare l'intervento. Ecco dove si interverrà. Dell'area che sta tra la Basilica, il fondo della Basilica, la zona del Presbiterio e il Rio della Canonica. Lavoriamo sulla proprietà ecclesiastica e sulla proprietà dove la Procuratoria può intervenire direttamente e quindi opereremo, lo faremo con i fondi della Procuratoria. Il resto non sappiamo come sia possibile diffonderla.
Non c'è più tempo da perdere. Ricordo solo che appunto il mese scorso e una parte anche di questo mese la Basilica è rimasta sott'acqua tutti i santi giorni, per almeno 2 volte al giorno, per quasi 25 giorni. E l'acqua eccezionale del novembre scorso è anche il motivo della mobilitazione di 500 dipendenti di Ca' Foscari che minacciano di incrociare le braccia e quindi chiudere di fatto l'Ateneo se non verranno ascoltati dal Rettore. Adesso attendiamo questa riunione, dopo Natale preparatevi perché per l'Epifania faremo un po' di casino perché non si torna avanti così. Eccoli, denti avvelenate e unghie ben affilate, sono i 500 dei quasi 660 dipendenti di Ca' Foscari. Promettono di entrare a breve in agitazione se il direttore generale con il rettore non terranno fede alla parola data, e cioè se non commuteranno i 3 giorni di chiusura forzata dell'Ateneo, causa acqua alta del 12 novembre scorso, in evento eccezionale come accadde del 2018. A dargli manforte e a sostenerli anche la CGIL con Nadia Spolaore. Ma tutto il personale a rimanere a casa visto lo stato di emergenza che era stato dichiarato la sera prima dal sindaco. Ma andiamo a ritroso nel tempo. Il 12 novembre è successo quello che ormai è noto a tutti, con l'acqua grande che a Venezia ha toccato i 187 cm sopra il medio mare. Ca' Foscari è allagata. La scelta: sospendere tutte le attività fino al lunedì successivo, 18 novembre. Le rappresentanze sindacali chiedono notizie su come saranno giustificate queste giornate. D'ufficio dal settore presenze, come fatto l'anno passato, la risposta, e cioè senza intaccare né ferie o promessi vari. Ma nelle scorse ore la sorpresa con il dietro front della precedente direttiva e l'obbligo ai dipendenti di consumare invece proprio le ferie. Ad ogni modo, come espresso anche la Nadia, stiamo preparando delle cose a livello legale, manderemo delle diffide e vediamo l'esito. Duri i banchi e avanti sempre, così il tassista veneziano che nei giorni dell'acqua alta eccezionale si è ritrovato il taxi parcheggiato, si fa per dire, in Calle delle Razze. Tanti danni, dice, e racconta come ci siano ancora lavori di riparazione da effettuare. La pioggia delle scorse ore lo rimanda indietro nel tempo, quando oggi, un mese fa, si è ritrovato il motoscafo scaraventato e parcheggiato dalla laguna in Calle delle Razze dopo la tempesta di acqua e vento. Sì, purtroppo era il mio. Soltanto adesso trova la forza e l'energia di raccontare la disperazione di quei momenti. Fortunatamente i danni sono abbastanza contenuti, insomma. No, sono un po' alti, però poteva succedere peggio. Si parla di quanti danni? Io penso che da una stima siamo intorno ai 16-17 mila euro. Quindi innanzitutto farei anche i complimenti a chi ha recuperato la barca, perché andare a recuperarla all'interno di una calle di Venezia non è facile, non è semplice, non è facile. Hai conosciuto queste persone, sì? Sì, li abbiamo conosciuti. Voglio ringraziare Andrea, che è il presidente dello scalo fluviale, che veramente hanno dimostrato una grande professionalità e sensibilità, l'hanno tirata su con tutte le cure per non creare ulteriori danni, ed è stata accompagnata al cantiere per dare via i lavori di rimessa in ordine. Racconta di come la fortuna abbia voluto nessuna persona fosse presente in Calle quando la forza indomita della natura ha sollevato dall'acqua a terra il taxi come una foglia d'albero. Da buoni veneziani siamo subito tirati su le maniche, no? Come diciamo noi, duri i banchi, niente pianti, e nel giro di 15 giorni il motoscafo è operativo, già è stato rimesso a posto. Gli ultimi lavori con collaudi vari giusto adesso, nel periodo di festa, ma come dice lui, duri i banchi, avanti sempre. L'importante è aver ripreso a lavorare, come sempre noi veneziani, l'importante è ripartire, poi piano piano tutte le cose si aggiustano. La cronaca: un giovane studente universitario originario di San Donà di Piave è stato trovato morto nell'appartamento che condivideva con altri studenti a Padova. Giacomo D'Avanzo, questo è il suo nome, 24 anni, è stato trovato senza vita ieri sera da un suo coinquilino. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha ritrovato una siringa, un cucchiaio e tutto il necessario per iniettarsi l'eroina, oltre che alcuni involucri vuoti che si sospetta contenessero stupefacenti. Sarà ovviamente l'autopsia ad accertare le ragioni del decesso.
Giornate di lavoro intenso per la Polizia di Frontiera all'aeroporto Marco Polo. Dal giorno dell'Immacolata ad oggi sono state arrestate 7 persone e 3 sono state denunciate a piede libero. In particolare 4 georgiani, un iraniano e una cinese sono stati arrestati perché trovati in possesso di documenti falsi validi per l'espatrio. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo con la manifestazione delle sardine. Di nuovo in diretta andiamo a rivedere il movimento delle sardine che ieri sera è arrivato anche in Laguna con un flash mob di fronte alla stazione Santa Lucia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire. Con la canzone Bella ciao, diventata ormai l'inno del movimento delle sardine, approdata ieri sera in Laguna, si è aperto il flash mob nel piazzale antistante della stazione Santa Lucia. 2.000 persone, secondo la questura 4.000 per gli organizzatori, ma i numeri poco contano. A pesare è la presenza di studenti e pensionati, generazioni lontane tra loro ma vicine, in un ideale di libertà, quella libertà che viene cantata in un unico coro di voci. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Nessuna bandiera di partito, ma solo tante sardine, alcune piccole, altre più grandi, altre ancora illuminate da tante lucine. Incuranti del freddo e della pioggia, le sardine si sono date appuntamento per ribadire quelli che sono i valori che hanno portato alla nascita del movimento di piazza. Lotta al razzismo, ai populismi e nazionalismi, all'odio in tutte le sue forme. Una politica diversa. Semplicemente noi vogliamo un cambiamento del linguaggio politico, che sia più chiaro e più onesto. Si chiede maggiori diritti e dire basta a questa politica dell'odio verso tutti e tutto, togliendo diritti a chi già diritti non ne ha. Presenti al flash mob anche intere famiglie. Un po' più di tolleranza, di rispetto, di educazione anche. E il papà a sostegno del figlio. Io sono molto contento di essere qua assieme a lui ed è per lui che si chiedono queste cose soprattutto. In prima fila un lungo striscione con scritto Venezia non ha bocca e poi tanti cartelli con quello che è il motto del movimento che cambia di città in città. Venezia non si lega. Sarà un Natale blindato con misure antiterrorismo già predisposto dal piano della Questura di Venezia. Il punto con il questore Maurizio Masciopinto. Natale e Capodanno alle porte, già stabilite le misure di sicurezza da predisporre nel territorio, specie su Venezia, sempre più blindata, anche in vista di San Silvestro, dove è previsto un flusso eccezionale di turisti. A dirlo il numero delle prenotazioni alberghiere, soprattutto dei B&B, anche in terraferma e nelle località balneari. Jesoli in testa. Invito attraverso la disponibilità del suo mezzo di comunicazione i sindaci della provincia a contattarmi per qualsiasi problema di sicurezza dovessero ravvisare, proprio perché nell'interscambio dell'informazione che si aumentano i livelli di sicurezza nel territorio. Abbiamo dato un importante alert organizzativo all'interno del controllo del territorio nella città di Venezia, che rappresenta sempre un punto importante nel panorama mondiale di attenzione, per cui intensificheremo tutti i controlli nel territorio, soprattutto stiamo intensificando l'attività informativa contro i fenomeni del terrorismo e i rischi di più diffusi, quindi un'attività di informazione molto più approfondita. Apparato antiterrorismo dunque già sperimentato anche con la presenza dei militari armati ormai fissi da tempo in Piazzale Roma e con i sistemi di controllo già testati da forze dell'ordine, vigili, questura e prefettura. Poco fa abbiamo messo a fattor comune tra tutti gli uffici della questura le informazioni, proprio perché vogliamo garantire ai cittadini veneziani un Natale tranquillo. E ora il tradizionale appuntamento con il vostro presepe, continuate naturalmente a segnalarceli. Questa sera vi proponiamo il presepio di Paolo e Francesca Bonafè di Venezia. Io vi saluto e poi vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Benvenuti al Meteo. Prosegue il tempo stabile sul nostro territorio, garantito dalla presenza dell'alta pressione. Il dettaglio di domenica 15 dicembre. Sul Veneto bel tempo con tanto sole su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Con il passare delle ore però la nuvolosità sarà in aumento, ma in genere senza fenomeni associati. Vediamo anche le temperature minime tra -6 e 3 gradi, massime comprese invece tra 8 e 9 gradi circa 10. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole ovunque e poi anche in questo caso cielo via via più coperto ma senza ulteriori precipitazioni. Temperature minime tra lo 0 e gli 8 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole ovunque. Temperature minime sotto zero, massime vedete sui 7 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.